Eccellenza, cosa è emerso da questo incontro? Argomento pronto soccorso. Sono emerse buone notizie, prima di tutto perché i famosi medici argentini stanno cominciando ad arrivare, già il primo ha preso servizio, ne prenderanno servizio diversi altri nei prossimi giorni, non solo per il pronto soccorso, anche per altri importanti reparti ospedalieri. Il sindaco Miccichè si è molto adoperato personalmente per aiutare l'ingresso di questi colleghi sudamericani e si è adoperato in particolare per trovare loro delle sistemazioni abitative degne che pagheranno loro, anche perché vengono qui a guadagnare, a sistemarsi e sono intenzionati, essendo oriundi italiani, a rimanere in Italia. Non è soltanto un prestito come è successo durante il Covid, è un trasferimento definitivo. Sulla tensostruttura? Per quanto riguarda la tensostruttura non è più necessaria, quindi abbiamo deciso di fermarci con il Ministero, proprio ora parlavamo di questo con il direttore sanitario, perché sono finiti nel frattempo i lavori all'interno del pronto soccorso. Non so se voi avete potuto verificare, io ho visto le fotografie non essendomi ancora potuto recare in loco, e a questo punto non è necessaria, anche perché abbiamo sempre saputo che al di là del problema dei lavori il vero principale problema è sempre stato la carenza dei medici. Inoltre faremo un'altra cosa, su mia specifica richiesta che metterò per iscritto, tutti i reparti dell'ospedale saranno invitati a dare il proprio contributo al pronto soccorso, nel senso che i malati vanno trasferiti, i soccorsi vanno trasferiti nei tempi più brevi possibili ai reparti. Il pronto soccorso deve essere un punto di passaggio per la maggior parte di loro, tranne per i codici rossi che necessitano un trattamento immediato lì perché sono in pericolo di vita. Tutti gli altri devono passare velocemente dal pronto soccorso qualora sia necessario e poi essere avviati ai reparti. C'è stato anche un sit-in da parte dei sindaci per chiedere... Certamente c'è stato un sit-in a cui noi crediamo di rispondere con i fatti. Sit-in comprensibile perché naturalmente è una forma civile di protesta che per richiamare l'attenzione sulle tematiche di cui stiamo parlando e noi rispondiamo con dei fatti. Io sono sicuro che già nei prossimi giorni si vedrà la differenza. Può dire qualcosa in più di questi medici argentini? Vuole il nome e il cognome oppure... Quanti sono? Perché lasciano l'Argentina? Non so. Il discorso è semplice ed è anche un po' triste, no? Non si sta per niente meglio in Argentina. L'Argentina è un paese in grave crisi, dove la classe media affronta problemi che per fortuna noi, con tutte le nostre doglianze, non abbiamo dovuto affrontare. Sono di origine italiana, quindi hanno il diritto di tornare in Italia in quanto possono ricostruire la propria cittadinanza. In questo la prefettura li agevolerà in ogni modo. Alla riunione è presente anche il questore per quanto riguarda l'ufficio immigrazione, l'ufficio stranieri. Saranno agevolati anche nell'ottenere le pratiche, agevolati nel senso che si cercherà di studiare un canale specifico per loro, ovviamente. La legge è legge e si rispetta per tutti, tutti la devono osservare. Perché si tratta, ribadisco, di persone che vengono qui per rifarsi una vita, cioè per spostare anche la famiglia e tornare alla fine nei paesi di origine. Si tratta di una sorta di ritorno dell'immigrazione di un secolo fa. Quanti medici si parla? Di una ventina solo per Agrigento. Sarà una grande boccata d'ossigeno. Commissario, soddisfatto di questo incontro? Sì, ma noi abbiamo sempre avuto la sensazione provata che il prefetto fosse vicino a noi in tutte le occasioni. Ovviamente è un rapporto che è bellissimo, che dura, perché noi siamo pronti, doverosamente pronti quando il prefetto ci chiama per gli immigrati e viceversa. In questo momento stamattina lui ha voluto ribadire il concetto che non può essere il pronto soccorso un problema solo della direzione strategica del San Giovanni di Dio reparto pronto soccorso, ma è un problema che investe tutta la città e tutta la provincia. Quindi farà appello per quanto compete alla Sua Eccellenza il Prefetto e per la valenza che ha un appello di tal genere a tutti i medici, sia degli altri reparti che del territorio, che i convenzionati, tutti quelli che possono, di dare una mano al pronto soccorso, perché adesso che la situazione si è normalizzata, diciamo che abbiamo le best practice, cioè sappiamo come muoverci per fare in modo che questa situazione di normalità, cioè non stiamo parlando di cose eccezionali, però è una eccellente normalità, prosegua nel tempo, perché avere risolto per un mese, per 2 mesi fino a settembre con il dottore Caramanno non è quello che noi vogliamo. Infatti noi stiamo lavorando dal nostro punto di vista per tutta l'organizzazione degli ospedali e in questo momento abbiamo in corso l'esame dei famosi medici italo-argentini che
parallelamente a noi c'è un altro gruppo che sta lavorando perché sono arrivate le prime 20 richieste, quindi siamo in una fase di lavoro. Su questo vi aggiorneremo, non so se fine settimana o nei primi giorni subito dopo Ferragosto, perché stiamo continuando a fare colloqui e esaminare documentazione.